Sport Spurghi SRL, specialista in spurghi civili e industriali, bonifiche ambientali, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, lavori edili e video ispezioni. Ci trovate presso la nuova sede amministrativa, ex strada statale 131 al chilometro 10500, zona Corte del Sole, o visita il nostro sito www.paoloagus.it. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Campionato nazionale calcio 5 Serie A2, seconda giornata. La società informa i sostenitori delle squadre partecipate al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro e fuori il campo sportivo determineranno provvedimenti disciplinari pecuniari in danno iniziativa societaria. Si indica pertanto che sulla fine presente il comportamento reale agli ordini dei signori Fabio Stelucci della sezione di Ancona, Alessandro Ricordo della sezione di Roma 2, l'uomentista Stefano Pani della sezione di Oristano entrano in campo Città di Sesto e Leonardo Cagliari. Leonardo 1 Lecca, 2 Podda, 4 De Murtas, 7 Villai, 8 Davison, 9 Everton, 10 Tito, 11 Gonzalo, 12 Orani, 14 Genzi, 17 Termine, 21 Sisi, allenatore Luca Tata. Città di Sesto con il numero 1 Manuel Erdi, con il numero 4 Davide Cadoni, con il numero 8 Angelo Casu, con il numero 9 Andrea Cauni, con il numero 10 Neri Rosia, con il numero 11 capitano Ele Ruffine, con il numero 12 Alessandro Dall'Onder, con il numero 14 Filippo Fois, con il numero 17 Luca Rucciu, con il numero 19 Roberto Ezzi, numero 20 Paolo Andini, numero 92 Andrea Gazzetti, allenatore mister Mario Mura, buon divertimento. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dalla Paladante di Sesto per assistere alla seconda giornata del campionato di Serie A2 di Futsal. Il derby va in scena qui sul parquet di Sesto tra il Città di Sesto, padrona di casa, e la Leonardo Cagliari, per una sfida che vede le due formazioni appaiate in classifica con un punto a testa dopo i due pareggi all'esordio. La Leonardo contro il Milano, il Città di Sesto nell'altro derby, vale a dire contro l'Ossi, di una settimana fa. Diamo subito un'occhiata alle formazioni. Innanzitutto buon pomeriggio da Alessandro Carta e da Mattia Bullita. Al mio fianco, alla parte tecnica, Andrea Farris. Tutto pronto, le due formazioni sono già schierate in campo. Diamo subito un'occhiata alle formazioni. Come dicevo, il Città di Sesto parte con Manuel Erbi tra i pali con la maglia numero 1, il capitano con la maglia numero 11 è Eder Ruffine come centrale difensivo. I due laterali sono con la maglia numero 10 Ozian, con la maglia numero 20 il talentuosissimo Digao, il pivot, e con la maglia numero 12 Dall'Onder risponde la Leonardo, che schiera in porta Lecca con la maglia numero 1 Capitan Perdighe, da centrale difensivo con la maglia numero 17, con la maglia numero 10 Tidu, con la maglia numero 8 Davison, con la maglia numero 9 Everton. Questo il quintetto, anzi con la maglia numero 11 parte in quintetto Fernando. Questo il quintetto proposto dal tecnico Luca Cata. 0-0 dopo pochi secondi dal fischio del direttore di gara, vale a dire il signor Stelluti Fabio della sezione di Ancona. Ribaudo Alessandro della sezione di Roma 2 e il cronometrista arriva da Oristano, vale a dire il signor Pani Stefano. Adesso lancio lungo, Tidu controlla l'uscita di Lecca, Dall'Onder spinge il diretto avversario che frana sul proprio portiere. Ancora giro palla per la Leonardo con la maglia nero e arancio, pantaloncino nero, calzettone nero, risponde il Città di Sesto con una maglia rosso-blu a strisce.
pantaloncino rosso e bianco, calza bianca, questo i colori cromatici della formazione allenata da Mario Mura. Ancora 0-0, 19 minuti e 5 secondi al termine della prima frazione di gioco. Tidu recupera una rimessa laterale, adesso il tocco di Fernando. Davison, Tidu all'indietro verso Lecca. Il controllo, lancio lungo di Lecca verso Fernando, mette giù la sfera Fernando, non riesce però a mantenerla all'interno del rettangolo di gioco. Fallo laterale ancora per la formazione padrona di casa, Ruffine, palla dentro per Dall'Onder. Il fallo commesso da Capitan Perdighe. Calcio di punizione per la formazione sestese. Sul punto di battuta vediamo Ruffine e Digao. Digao con una vistosissima fasciatura in testa, reduce da uno scontro nella sfida contro Lossi, è stato sutturato con alcuni punti, ma Mister Mura non ci ha voluto rinunciare. Adesso parte Ruffine con la sinistra, palla deviata in calcio d'angolo da Lecca. Prima conclusione pericolosa per i padroni di casa. Ancora palla fuori, ancora Ruffine, la conclusione deviata ancora da Lecca in fallo laterale. Arriva adesso ancora Ozian alla conclusione dalla distanza, pallone che termina sul fondo, si riparte Perdighe in profondità verso il numero 11 Fernando. Adesso c'è il fallo di Fernando su Dall'Onder. Dall'Onder va giù. Calcio di punizione in favore della Città di Sestu. Riparte il Città di Sestu, lancio lungo, ancora giocato da Dell'Onder, non si capisce con il proprio compagno di squadra, palla che scivola sul fondo. Lecca con le mani, lancio lungo, Fernando con l'appetto, poi il palleggio prestato da due avversari, lo ferma in fase difensiva ancora il pivot del Città di Sestu, vale a dire Dell'Onder, palla in ferro laterale già rimessa in gioco. Tidu, movimento della Città di Sestu con Davison che mantiene palla, la perde poi in un primo momento sul pressing del numero 10 Ozian. L'esperienza di Davison si procura poi un calcio di punizione. Già battuto, Perdighe non riesce nel controllo, palla che scivola via in fallo laterale. Ancora Digao, calcia forte in mezzo, adesso Fernando, arriva Davison, 1 contro 1 con Ruffine, la conclusione con la sinistro di Davison, palla che termina in rimessa dal fondo. Erbi con le mani, Dall'Onder mette giù la sfera, pivot possente Dall'Onder, adesso palla che gira, ancora Ozian dall'altra parte, era già andato in profondità Dall'Onder, palla troppo arretrata per il numero 12 bianco-rosso-blu, palla che termina così in fallo laterale, già rimessa in gioco da Tidu, 1 contro 1 per Davison, si accentra Davison, lo scarico per Perdighe, la conclusione di prima intenzione, poteva essere probabilmente più un assist verso il secondo palo, palla recuperata facilmente da Manuel Erbi che la rimette in gioco presso Dell'Onder. Palla però giocata male per il pivot della Città di Sestu. Adesso Digao, c'è l'anticipo ancora di Davison, poi Davison si porta la palla in fallo laterale, lo scambio tra Ozian e Ruffine, pallone giocato ancora in profondità, Dell'Onder spalla alla porta, ancora Dell'Onder cerca e trova Digao che si ferma, le finte di Digao, rinizia dalla parte opposta con Ozian, ancora Ozian si accentra, il dribbling tentato, poi va via Davison, palla al piede, l'ultimo tocco del numero 8 in maglia arancione, termina così in rimessa laterale già effettuata dalla Città di Sestu, ancora con Digao, si deve ancora accendere il numero 20 della formazione allenata da Mario Mura, tecnicamente straordinario Digao.
Ancora Ozian, capitano Ruffine, palla dentro per Dell'Onder, ancora spalle alla porta, affrontato ancora da Fernando, la conclusione di Dell'Onder verso il secondo palo. Davide Lecca ci mette una pezza, ci mette una mano, spedisce la palla ancora in calcio d'angolo, anzi fallo laterale per la Leonardo in zona d'attacco, ma recupera scusate, il Città di Sesto recupera palla adesso la Leonardo con Fernando, 1 contro 1, si è già riposizionata in fase difensiva la formazione padrona di casa, non riesce a sviluppare il contropiede la Leo, fermato Fernando ancora da Dell'Onder, adesso Perdighe, lo scontro con Dell'Onder, alza le braccia Dell'Onder ma va subito a dare una mano al proprio compagno, al proprio avversario per rialzarsi, si rialza subito capitano Perdighe, fuori Dell'Onder, dentro il numero 92 Andrea Ganzetti. Calcio di punizione, la finta di tiro, il tocco per Fernando, il destro ribattuto ancora dalla difesa bianco-rosso-blu, pallone che poi termina in fallo laterale. La conclusione ancora da parte della Città di Sesto, palla che sfiora il palo alla destra dell'estremo difensore Lecca, pallone che termina poi sul fondo, già rimesso in gioco Perdighe verso il compagno di squadra, vale a dire il numero 9 Everton. Ancora Everton, palla in profondità in parallela verso Alessio Ezzi, cambiato parte del quartetto di movimento mister Catta, adesso la conclusione ancora Perdighe che ostacola il numero 92 Ganzetti, RB per Ruffine, poi il controllo di Ozian, ancora palla tra le linee, ancora dove si trova Ozian, di Gao per Ganzetti, giro palla ancora della Città di Sesto con Ruffine e Di Gao, 1 contro 1, palla ancora per capitana Ruffine, l'intervento in scivolata di Perdighe in anticipo sul numero 92, vale a dire Andrea Ganzetti, palla spedita così in fallo laterale. Si riparte con Ozian, la rimessa in gioco, poi Ganzetti pressato da Perdighe, corpo a corpo tra i due giocatori, probabilmente colpito alla volto capitana Perdighe, non si ferma, riparte così però il Città di Sesto, ancora con Di Gao, le finte, Ozian verso Ganzetti, esce dalla zona centrale del proprio attacco Ganzetti, adesso Ruffine di prima intenzione ancora per Ozian, giro palla della Città di Sesto con Ruffine, palla dentro per Ganzetti, c'è un altro grande intervento in fase difensiva del numero 11 Fernando. Rimessa laterale Cau, ancora Ruffine per Ozian, si accentra Ozian, la conclusione, ed è un gran gol quello del numero 10 Nate Ozian per il vantaggio della Città di Sesto, quando al termine della prima frazione di gioco mancano 15 minuti e 2 secondi da applausi, il destro dalla distanza del numero 10 della Città di Sesto. Segnato per il Città di Sesto con il numero 10 Nate Ozian. Si riparte con il vantaggio dopo 5 minuti di gioco da parte della Città di Sesto. Adesso la conclusione di Everton, ribattuta, adesso Lecca col destro, lancio lungo tra le braccia però dell'altro estremo difensore, vale a dire RB.
Ancora Ganzetti per Rugiu, la sponda per Capitan Rufine, palla in profondità, controlla il pallone il numero 11 Fernando. Ancora Fernando, gioca per Everton di tacco, non va in profondità Fernando, è passato però il pallone di Everton. Adesso Rugiu con la sinistra, può provare lui la risposta ancora di Lecca, poi c'è il pressing su Alessio Ezzi, l'ultimo tocco è di Andrea Cau, palla che termina così in fallo laterale. Pressing alto della Città di Sesto, ancora Ezzi di prima intenzione per Perdighe. Ancora la conclusione di Rugiu, palla deviata, palla che termina in tribuna. Ancora Città di Sesto, Luca Rugiu, palla in profondità, non finalizzata perché la stessa termina in rimessa dal fondo. Ancora De Murtas, il controllo dopo lo stop con il petto, c'è il pressing di Capitan Rufine, palla deviata ancora in fallo laterale, la battuta verso Davison, poi Davison, c'è il tunnel di Rufine su De Murtas, poi l'intervento in scivolata di De Murtas, arriva anche il giallo. La gran giocata di Rufine. E il fallo di De Murtas in ripiegamento difensivo. Calcio e punizione per il Città di Sesto. Sono 2 i falli commessi dai padroni di casa, sono 3 quelli commessi dagli ospiti. Parlottano Ganzetti e Luca Rugiu con il pallone in mano, il numero 17 della formazione allenata da Mario Mura, sistema lui il pallone. Rincorsa lunga per Rugiu, ci sarà il tocco di Ganzetti probabilmente per cercare di recuperare un po' di spazio dal punto di battuta, finta e controfinta, poi parte Rugiu con la sinistra, colpisce in pieno Cau. Adesso Casu, le finte di Ganzetti, ancora Ganzetti 1 contro 1, la palla messa verso il centro della porta, Lecca riesce ad intervenire e poi viene fermato ancora Everton. Davison, palla per Everton, Everton a tu per tu con Erbice, il salvataggio poi di Casu appostato dietro il proprio estremo difensore. Si riparte ancora con la Città di Sesto in posto palla, adesso c'è il fallo di Alessio Ezzi, arriva il giallo anche per Ezzi. Quarto fallo cumulativo per la Leonardo Cagliari, a 13:17 dal termine. Effettivamente sono tanti minuti ancora da giocare in questa prima frazione di gioco. Bisogna naturalmente stare attenti per non mandare al tiro libero la formazione avversaria. Calcio di punizione, Casu sul pallone, poco più indietro ancora Luca Rugiu, proverà ancora lui col sinistro, parte Rugiu con la sinistro, De Murtas esce molto bene dai blocchi, palla spedita ancora in fallo laterale. Ancora Andrea Cau, ancora De Murtas che si oppone alla conclusione del numero 9 della Città di Sesto. Adesso il pallonetto, Rugiu al volo, c'è la deviazione sotto misura, poi Lecca compie un altro miracolo. Adesso Cau, pallone all'indietro verso Erbice, il pressing di Davison, pallone lunghissimo, Ezzi ed Everton controllano che la sfera termini in rimessa dal fondo o rimessa laterale, non abbiamo visto bene dove sia uscito il pallone, ma arriva adesso il time out.
fallo laterale sul punto di battuta. Ezzi alleggerisce per Lecca, l'estremo difensore, scarica ancora su Davison tra le linee De Murta. Davison scarica, va in profondità ancora Ezzi per Everton, è corto il passaggio, arriva prima di tutti Oziak. Adesso De Murta per Davison, c'è il fallo di Ruggiu, calcio di punizione in favore dell'Alleo. Ancora Ezzi, De Murtas, c'è l'anticipo ancora di Ozian. Già rimesso in gioco, fallo laterale Ezzi, il controllo col destro, palla sul sinistro, palla dentro per De Murtas che mette giù molto bene il pallone, esce dalla marcatura di Casu, e il raddoppio ancora di Ozian, ancora De Murtas che scarica per Everton. De Murtas ancora in profondità, in velocità contro Casu, c'è il contatto tra De Murtas e Casu, tutto regolare secondo il direttore di gara. Si ripartirà con il fallo laterale in favore della formazione padrona di casa, già battuto verso dell'Onder, arriva Digao, si ferma Digao, scarica sul lato opposto ancora per il numero 10 Ozian, l'autore del gol che sta permettendo alla città di Sestu di essere in vantaggio per 1-0 contro l'Alleo in questo derby valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A2 di futsal. Adesso lancio lungo, Erbi chiama la sfera, la recupera lui in presa alta all'interno del proprio verniciato, va ad anticipare anche il numero 9 Everton, ancora Digao, il destro di Digao, palla calciata dal numero 20 bianco-rosso-blu, palla che termina ancora sul fondo. Adesso Davison, c'è il contatto con Ozian, c'è il fallo. C'è il fallo di Ozian, calcio di punizione. Adesso fuori Casu, dentro di nuovo Capitan Ruffine. Ezzi sul punto di battuta, sistema lui il pallone, dotato di una conclusione potente il numero 14 dell'Alleo. Due uomini in barriera per Manuel Erbi, parte Ezzi, parte lui con la sinistra, palla che colpisce la barriera, poi c'è l'intervento su Davison, tutto regolare secondo il direttore di gara. L'imbucata di Ezzi, sarebbe trovato da solo De Murtas a tu per tu con Manuel Erbi, pallone deviato però ancora in fallo laterale, lancio lungo, adesso intercettato a metà campo, poi Ezzi, c'è il tocco probabilmente con un braccio di Ozian del tutto involontario, non fischiato dai direttori di gara. Ancora Ruffine, scarica per Digao, Ozian, 1 contro 1 di Ozian con Davison. Davison cerca il pallone, lo protegge Ozian, poi adesso dell'Onder ancora per Ozian, pallone che rimane là, lo protegge questa volta Davison, permette a Lecca di uscire in presa bassa. Adesso c'è il contatto tra De Murtas e Ruffine, palla che scivola in rimessa dal fondo, tutto regolare secondo il direttore di gara. Ancora Ozian, dell'Onder, Digao in parallela per Ozian, protegge molto bene il pallone, poi Tidu non riesce a soffiarlo a Digao, lo fa subito dopo però Davison. Ancora De Murtas, pallone all'indietro verso il numero 9 Everton, va in profondità Tidu, il tocco di De Murtas verso Tidu, deve uscire Manuel Erbi dalla propria area di rigore, palla che poi termina in tribuna. Dentro Podda, reduce dalla convocazione con la nazionale Under 19.
Ancora lancio lungo, Lecca per Tidu, pallone però troppo lungo, Tidu fa un contromovimento, gli sfugge via il contatto visivo e anche ovviamente fisico con la pallone, palla che scivola in rimessa dal fondo, già effettuata da Erbi. Dell'Onder gira verso Capitan Ruffine, ancora Ruffine, palla tra le linee per Digao, la sponda ancora di Digao per Ruffine, Ozian. Digao in parallela per Dell'Onder, prova a girarsi con la sinistra, affrontato e fermato ancora dalla numero 9 Everton. Abbiamo superato da pochi secondi la metà esatta della prima fase in gioco, 9:54 al termine del primo tempo. Ancora Dell'Onder, c'è libero Digao, il controllo, la finta di Digao, si accentra, scarica per Ozian, si difende bene la Leo, non trova sbocchi il Città di Sesto, può ripartire adesso la Leo 2 contro 1, ma arriva la palla a Poda che calcia verso il secondo palo, arriva subito la risposta di Manuel Erbi. Bella partita sino a questo momento dell'incontro, ancora Tidu, mantiene lui il posto palla, serve Everton, spara la porta, palla fuori ancora per Davison, lo scarico per Poda, 1 contro 1, Poda cerca il sinistro, la conclusione ribattuta da un altro ottimo sinistro, vale a dire quello di Eder Ruffine. Tidu, in giro palla ancora per Davison, 1 contro 1 con Dell'Onder, ancora Davison, salta Dell'Onder, può calciare, non lo fa, arriva Poda, la finta anche di Poda, adesso Tidu per lo stesso Poda che prova a liberare il sinistro, fermato da Digao in fase difensiva. C'è Everton che riceve da Davison, ancora Everton 1 contro 1 con Ruffine, l'intervento di Ruffine, l'ultimo a toccare il capitano del Città di Sesto, ancora palla in dentro Perdighe, fuori Everton con la maglia numero 9, va a riposarsi il giocatore arrivato in questa stagione nel roster di Mr. Katta, ancora Tidu, Davison lo scarico per Lecca, si ferma Tidu tra le linee, Poda per Tidu, ma c'è il pressing e la conclusione di Capitan Ruffine, non può fare nulla Davide Lecca, troppo vicina la posizione del numero 11, troppo vicina alla conclusione del numero 11 bianco-rosso-blu. L'errore in fase di impostazione da attribuire a Tidu e Poda, Tidu perché è andato a prendere la palla tra le linee di spalle rispetto alla propria porta, pressato comunque dai giocatori della Città di Sesto, mentre adesso Digao, palla dentro, Ganzetti di testa, sbaglia alzando la mira, adesso riparte Tidu, ancora Tidu con la sinistra, palla ribattuta da Ruffine, Digao addirittura cerca il tunnel con la suola, cercando meglio di prendere in controtempo Tidu, adesso palla dentro, ancora Ozian, l'ultimo tocco dello stesso Ozian, si riparte con la palla tra i piedi, scusate, della Leo, adesso Davison cerca di saltare, ancora Ozian e arriva il giallo anche per Ozian, ma arriva soprattutto il quinto fallo cumulativo da parte del Città di Sesto. Città di Sesto 2, Leonardo 0, 8 minuti 6 secondi al termine di questa prima fase in gioco. Leonardo che adesso schiera Lecca tra i pali, Tidu, Perdighe, Fernando e il numero 14 Ezzi, risponde il Città di Sesto con Erbi tra i pali, Digao, Ozian, Ruffine e il numero 92 Ganzetti. Tidu, palla dentro, Perdighe cerca di far passare il pallone,
Arriva adesso il time out chiesto da mister Mura. Si parte dopo il time out, palla lunga adesso per Ruffine, interviene Podda in fase difensiva, ancora il controllo di Podda, scarica all'indietro per Perri che entra tra le linee, Podda all'1-2 con il numero 11 Fernando, ancora Tidu, adesso palla in profondità di Perri per lo stesso Tidu, pallone allontanato da Erbi, Perri che lo solleva verso il numero 11 Fernando, lo stop col petto, mette giù la palla Fernando con l'esterno verso Podda, adesso Tidu mantiene il palla, scarica per Perri che pallone però troppo defilato, pallone troppo forte che non riesce nel controllo il capitano della Leonardo, pallone deviato dallo stesso numero 17 che termina così in fallo laterale, si riparte con Ruffine per Digao, ancora per capitano Ruffine prestato da Tidu, Digao fa girare per Ozian. Ancora il Città Sestu, 7 minuti 13 secondi al termine della prima frazione di gioco. Adesso Digao con l'attacco, Digao, pallone di ritorno ancora per Digao che cerca addirittura il tunnel, può partire Fernando, ancora Fernando prestato dal numero 20 Digao, sbaglia Fernando, chiede scusa al proprio capitano, pallone troppo lungo, così in fallo laterale. Ancora Ganzetti non riesce a ricevere da Digao, ancora il numero di Podda che salta il diretto avversario, palla messa in mezzo, la conclusione di Fernando deviata ancora in fase difensiva dalla Città di Sestu, pallone messo fuori, Perdighe con la destra, ancora Fernando mette giù il pallone, lo protegge, si gira Fernando, scarica ancora per Perdighe, la conclusione deviata da Digao. Ancora Perdighe, Fernando spalle alla porta, la conclusione col sinistro che termina al lato però della porta, difesa da Erbi, fuori Digao e Ozian. Dentro il numero 9 Andrea Cau e il numero 17 Luca Ruggiu, adesso Perdighe in anticipo su Cau, poi Ruggiu recupera la palla, Ganzetti, adesso unico italo-brasiliano in campo per il Città di Sestu, è capitana Ruffine. Ruffine al volo per Ruggiu, c'è la deviazione di Tidu che manda a vuoto Ruggiu, che però tocca comunque il pallone, quindi fallo laterale per la Leonardo. Adesso l'ultimo tocco è di Bilai che ha preso il posto di Podda, lancio lungo, troppo lungo, direttamente in fallo laterale. Ancora Lecca, Ruffine, palla dentro per Cau, 1 contro 1 di Cau, cerca di liberare il sinistro, lo fa nell'1 contro 1 contro Tidu, palla che finisce sull'esterno della rete.
Gioco fermo perché in campo all'interno dell'area di rigore della Leonardo c'era una fascetta che è saltata dalla rete della porta difesa da Lecca. Si riparte ancora Perdighe che riceve da Bilai, giro palla della Leo, palla in profondità, Ruffine di testa nella metacampo della difesa della Leonardo, non ci può arrivare Luca Ruggiu, palla che scivola così in fallo laterale, Perdighe sul punto di battuta, Lecca, c'è libero Bilai, il controllo di Bilai, ancora Bilai sbaglia tutto, Cau di prima intenzione, la risposta di Lecca. Ancora Perdighe, è lui che prova ad uscire, palla al piede, adesso Fernando mantiene il posto palla in profondità verso Tidu, dalla parte opposta si era liberato molto bene anche Perdighe. Adesso Cau affrontato e fermato ancora da Fernando. Ruffine scarica per Luca Ruggiu, pallone dentro ancora per Dell'Onder, probabilmente la palla non ha superato la linea del fallo laterale perché il direttore di gara era proprio appostato sulla stessa linea di gioco. Adesso lancio lungo di Ruffine, palla che termina in rimessa dal fondo, Lecca con le mani per Perdighe, dentro Ezzi, fuori il numero 10 Tidu, ancora Fernando scarica e gioca corto per Bilai, giro palla ancora della Leo, Bilai per Fernando, va in profondità, c'è il tocco ancora di Ruffine, adesso Ezzi sbaglia, anche Ezzi, arriva Fernando, entra lui in scivolata sul pallone, prende ampiamente il pallone, poi sullo slancio tocca anche Dell'Onder che va giù. Ancora Cau per Ruffine, palla messa dentro, allontanata da Perdighe, poi Luca Ruggiu calcia malissimo, palla che termina in fallo laterale, non preciso oggi il numero 17 della città di Sesto, mentre adesso sbaglia ancora la Leo e arriva il gol, questa volta facile di Luca Ruggiu sulla sponda di Dell'Onder. Ha segnato per il città di Sesto con il numero 17 Luca. Arriva il 3-0 per il città di Sesto sulla Leo, due gol arrivati da gravi errori in fase di impostazione, in fase di possesso palla. Il città di Sesto non ha perdonato i propri avversari, ancora Ruggiu, salta Bilai, non c'è fallo, arriva Lecca con la destro, pallone lungo, Ruffine è lui che la tocca per ultimo. Adesso Fernando per Perdighe, palla dentro di Perdighe, la tocca con la mano destra l'estremo difensore Erbi. Adesso la conclusione di Ezzi, pallone ampiamente sul fondo. Cau, giro palla ancora per Ruggiu, Dell'Onder, adesso il controllo di Fernando, Ezzi verso Perdighe, c'è il contrasto con Andrea Cau. Gesto d'intesa tra Perdighe e Cau, pallone messo fuori ancora verso Fernando, Dall'Onder in pressione, è lui che sporca la palla del numero 11
della Leonardo. Adesso Billai, pallone dentro, c'è il gol di Ezzi, che gran giocata da parte di Billai. Ezzi non lascia scampo a Manuel Erbi. 3 minuti 16 secondi al termine della prima frazione di gioco, si riapre la sfida tra Città di Sestu e Leonardo. 3-1 il vantaggio per la formazione padrona di casa. Penso che un 80%, se non qualcosa in più, del gol messo a segno da Alessio Ezzi vada a Billai, con quella imbucata in diagonale che ha trovato il numero 14 ex Santadi solo davanti all'estremo difensore Erbi. Ancora la conclusione, Davison sbaglia misura, colcia con la punta del piede destro dalla distanza, palla che scivola ancora sul fondo. Manuel Erbi può rimettere subito in gioco la sfera, la recupera in questo momento. 2:54 al termine del primo tempo. Ancora Erbi con le mani. Adesso c'è il fallo del numero 17 Perdighe. Scintille in campo tra il numero 12 Dall'Onder e Capitan Perdighe. Perdighe si lamenta perché dice che Dall'Onder per tutta la partita sta giocando col gomito alto. Scintille che ci stanno in uno sport da contatto come il futsal. Dall'Onder poi non è certo un giocatore facile da marcare, visto la stazza. Adesso parte il Rugiu con la sinistro, prova lui ancora, pallone che termina sul fondo. Adesso Davison per Fernando, poi c'è l'errore di Manuel Erbi, palla deviata dal numero 11 che termina così sul fondo. Ancora Erbi, adesso Perdighe con Dall'Onder, mantiene però il posto palla Dall'Onder. Ancora Dall'Onder di prima intenzione, arriva Ezzi che però sbaglia. Ancora Dall'Onder, il sinistro dalla distanza, pallone che termina sul fondo. Si riparte ancora con la Leonardo in posto palla. Perdighe, c'è libero Ezzi, riceve in questo momento l'autore del gol che forse riapre la partita. Ancora Davison, Ezzi, c'è Fernando, palla dentro per Fernando, protegge lui il pallone, poi viene fermato dal numero 10 Ozian. Ancora l'imbucata di Ozian, Davison chiude le gambe, l'ultimo tocco il suo, palla che termina così in forma laterale già da Luca Rugiu, la rimette subito in movimento. Ancora Ozian, posso palla della formazione padrona di casa. Adesso Casu dentro per Andrea Cau in profondità verso Luca Rugiu, mantiene il possesso di palla l'ex giocatore cresciuto nella Basilea Cagliari. Adesso Ezzi in chiusura su Cao, ultimo tocco, conclusione adesso di Rugiu. Ancora palla che termina in forma laterale. Lecca con le mani, Fernando riesce a mettere giù il pallone. Adesso c'è il contatto di Cau su Perdighe. Non fischieranno più secondo me da qui a 1 minuto e 30 dal termine, che è il tempo che manca alla conclusione della prima frazione di gioco, perché le due formazioni sono ferme a 5 falli a testa.
la conclusione ancora di Ruggio dalla distanza, poi l'ultimo tocco è di Perdighe, fuori Ruggio, dentro Digao, il controllo di Digao, gioca corto ancora per Casu, si libera Ozian, ancora palla tra le linee per Ozian, c'è libero Digao, riceve lo scarico ancora su Ozian che porta palla dalla parte opposta, superiorità numerica della città di Sesto, ancora Ozian, la palla è lì, Casu, arriva il gol del 4-1 per il città di Sesto. Arriva il gol della città di Sesto con il numero 8 Angelo Casu. Arriva il giallo per Casu per eccesso di esultanza. Si riparte, ancora Fernando scarica con Everton, troppo lungo però il pallone che termina così in fallo laterale. C'è il pressing della Leo, esce molto bene Ozian, palla verso Ruffine, Digao, il controllo, lo scarico ancora per Ruffine, palla dentro verso il numero 9 Cau. Adesso Ozian, ma c'è l'intervento di Fernando, può ripartire Davison, ancora Davison col destro, non serve Fernando. 39 secondi al termine del primo tempo. Adesso Everton, Fernando, il controllo, palla dentro per Tidul, destro di Tidul, la grande risposta di Manuel Erbi che spedisce la palla in calcio d'angolo. Adesso il pallonetto, ancora Fernando al volo, calcia male il numero 11 Fernando Dos Santos. Adesso l'ultimo tocco è di Ruffine. Tidul, Everton, il controllo, arriva Fernando, c'è libero Davison, ancora 15 secondi da giocare, ancora Davison, le finte su Digao. Adesso Tidul cerca l'imbucata, Fernando, c'è la conclusione di Davison, palla che rimane all'interno dell'area di rigore della città di Sesto, allontanata poi da Ruffine, manca un secondo e poi si andrà al riposo con il parziale di 4-1 per il città di Sesto. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale.
Bentornati dalla Paladante di Sesto per assistere alla seconda frazione di questo derby valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A2 di futsal tra il Città di Sesto e la Leonardo. Città di Sesto in vantaggio 4-1 al riposo. Al mio fianco sempre Mattia Bullita, al quale subito dopo chiederò un parere sui primi 20 minuti disputati dalle due formazioni che naturalmente stanno cercando di trovare la condizione migliore in questo avvio di campionato, reduci entrambe da un pari all'esordio in casa alla Leo contro il Milano, con il risultato di 5 pari. In trasferta il Città di Sesto nel primo derby stagionale contro l'Ossi con il risultato di 2-2. Diamo subito un'occhiata alle formazioni riproposte dai due tecnici. Il Città di Sesto parte ancora con Erbi tra i pali, con la maglia numero 11 Capitana Ruffine, con la maglia numero 12 Dall'Onder, con la maglia numero 10 Ozian, con la maglia numero 20 Digao. Risponde la Leo che schiera Lecca tra i pali con la maglia numero 1, con la maglia numero 17 Capitan Perdiche, con la maglia numero 8 Davison, con la maglia numero 10 Tidu, con la maglia numero 11 Fernando. Stesso quintetto per il Città di Sesto, per la Leo, ma stesso quintetto anche per il Città di Sesto. Diciamo al mio fianco Mattia Bullita. Mattia, un commento rapido sui primi 20 minuti di questa sfida. Città di Sesto che sta confermando comunque la sua qualità. Esatto Alessandro, si è vista la voglia di riscattare un pareggio beffardo subito ad Osilo contro il Futsal Ossi da subito, una squadra che non ha sbagliato praticamente nulla nella prima frazione, a parte, se vogliamo considerarlo sempre un errore, il gol realizzato da Ezzi, lì bravissimo nella giocata comunque Billai. Per il resto pressing offensivo praticamente perfetto, visto che buona parte dei gol sono scaturiti dalla pressione offensiva data dagli uomini di Mura. Dall'altra parte abbiamo visto una Leo che vuole provare comunque a stappare un risultato, affidandosi soprattutto a difese e ripartenze, ma fino a questo momento la tattica degli uomini di Mister Cata non sembra dargli ragione. Grazie a Mattia. Il Città di Sesto ancora in fase offensiva. Sono trascorsi 2 minuti in questa ripresa. Adesso Digao tocca male, pallone che termina in fallo laterale. Ancora palla dentro, Fernando spara la porta, viene sporcato il suo passaggio da Ruffine, poi lo stesso Fernando che va a recuperare per 2 volte il pallone, prima su Ozian poi su Digao, però possesso palla ancora per la formazione allenata da Mario Mura. Digao, si ferma Digao, scarica Ozian, Ruffine, ancora Ozian, passa all'interno della propria area di rigore, poi scarica per Dall'Onder, ancora il destro di Dall'Onder, questa volta cerca di piazzarla, pallone sul primo palo. Lecca la spedisce in calcio angolo, già battuto Dall'Onder, ancora non riesce a mantenere il pallone in campo sul calcio d'angolo, battuto da Ruffine. Davison per Tidu, palla dentro verso Capitan Perdiche, ancora Perdiche contro Dall'Onder, viene fermato Perdiche. Adesso c'è l'1-2 tra Digao e Dall'Onder, c'è il fallo fischiato ai danni di Davison. Adesso pallonetto di Digao di prima intenzione, Dall'Onder, Ruffine, Digao cerca addirittura la rovesciata, sarebbe stata una giocata altamente spettacolare. Adesso pallone dentro, Fernando spara la porta, c'è il raddoppio, il tunnel di Fernando su Dall'Onder.
già rimessa in gioco, ancora Perdighe. Davison per Tidu, 1 contro 1 di Tidu, pallone dentro per Perdighe, la rimette verso il lato opposto del campo, pallone troppo lungo che termina così in fallo laterale. È già pronto Ganzetti, mentre Ezzi ha preso il posto di Davison. Ancora Ruffine, pallone dalla parte opposta, Digao con la sinistro chiude sul primo palo, pallone però troppo defilato che termina in rimessa dal fondo. Ancora Ozian, poi arriva Perdighe, c'è il tocco di Perdighe. Adesso Digao, le finte, Fernando recupera lui la palla, ancora Fernando, si gira molto bene, passa in mezzo a 3 giocatori, poi però sbaglia il tocco. Fuori Fernando, dentro Everton. Adesso non si capiscono Ganzetti e Digao. Ancora Perdighe. E si gioca corto per Tidu, cerca di servire Perdighe in profondità. Palla deviata ancora da Ozian. Pallone, lo scambio corto tra Ezzi e Tidu. Palla già rimessa in movimento da Manuel Erbi, ancora Ozian. Ancora Ozian, 1 contro 1, Ganzetti non può ricevere, palla giocata da Lecca. Ancora Ruffine, controlla che la sfera termini in rimessa dal fondo. Ancora Ruffine per Digao, ancora Digao, il doppio passo 1 contro 1 di Digao su Ezzi, palla dentro di Digao, Ganzetti spara la porta, la conclusione da terra di Ganzetti, Lecca dice di no. Adesso riparte Ezzi per De Murtas, ancora De Murtas cerca l'angolo alto opposto rispetto alla sua conclusione, palla che non sfila via di molto e termina così in fallo laterale. Anzi, rimessa dal fondo. Digao riceve da Erbi, mette in movimento Capitan Ruffine. Adesso Tidu in copertura, ferma il diretto avversario, poi ancora Tidu, pallone toccato verso però il capitano della città di Sesto, vale a dire Ruffine. Giro palla ancora della formazione padrona di casa. Digao, il numero tentato da Ozian, c'è il fallo su Everton, ancora Ozian, Everton, la conclusione, pallone ribattuto, arriva il giallo per Ozian, doppio giallo, arriva il rosso. Doppio giallo per la trattenuta di Ozian in ripartenza su Everton. Rosso per l'ex giocatore del Civitella. Dovrà difendere per 2 minuti in inferiorità numerica il Città di Sesto. Erbi, palla in mano, scarica per Digao, le finte di Digao, poi pallone lungo, arriva direttamente tra le mani dell'estremo difensore Lecca, riparte così il Città di Sesto con
Everton che cerca e trova Tidu, superiorità numerica per la Leo, ancora Everton per Tidu, Everton va alla conclusione, pallone sul fondo. Herbie rimette subito in movimento Ruffine, c'è il pressing di Tidu, palla per Ganzetti. Ganzetti pressato da due avversari, ancora Ganzetti, c'è il fallo di Tidu. Calcio in punizione, fallo numero 2 per la Leo, sono 2 i falli commessi anche dalla città di Sestu. Ancora Ruffine, cerca di saltare Tidu, pallone messo in profondità per Ganzetti, ancora Ganzetti raddoppiato da Ezzi. Ganzetti mantiene il posto palla, poi lo perde, può ripartire così la Leo, mette giù la sfera De Murtas, serve Everton, adesso Tidu. Ancora Tidu, pallone dentro, De Murtas, palla forte in mezzo, non può arrivare alla deviazione il numero 9 Everton, palla che scivola in fallo laterale. Adesso Ezzi in anticipo, Everton mantiene il posto di palla, elude l'intervento di Ganzetti. De Murtas ancora verso Everton che sbaglia però il tocco verso Ezzi. Ancora Ganzetti, palla verso Ganzetti che sbaglia. Si riparte, adesso Tidu supera la metacampo avversaria, o meglio la propria metacampo, va nella metacampo avversaria. Ancora Ezzi, il sinistro, la grandissima ennesima risposta di Manuel Herbie. Ancora Tidu, palla dentro per De Murtas, la conclusione poi di Everton, ribattuta ancora dalla difesa della città di Sestu. Fuori Ganzetti, dentro Rugiu, ancora Ezzi, la conclusione trova l'opposizione di Ruffine. Adesso Everton, ancora la conclusione, pallone recuperato da Herbie. Ruffine, lancio lungo, palla che termina in fallo laterale. Ezzi dalla parte opposta per Everton, ancora Everton, il dribbling tentato da Everton viene fermato da Luca Rugiu, poi c'è l'intervento di Tidu in fallo laterale. Palla dentro di Gao per Rugiu, sbaglia però Rugiu. Ripristinata la parità numerica, dentro Andrea Cau. Adesso Ezzi per Tidu. Everton verso De Murtas, all'indietro ancora per Lecca. Il controllo di Lecca, il lancio lungo, Ruffine ancora di testa. Giro palla della Leo, sono 12 i minuti al termine e 15 secondi. Ancora Everton, la conclusione, la finta di Ezzi. Herbie non perde il contatto col pallone, lo blocca. Adesso Ruffine di prima intenzione per Cau, ma capisce tutto Tidu. Si riparte, pallone dentro, giocato ancora da Everton per Tidu. Pallone, anzi per Ezzi, pallone giocato, poi adesso Tidu, la conclusione, palla che rimane là, c'è il gol di Tidu che accorcia le distanze, è il secondo gol della Leo, questa volta l'errore è da parte della città di Sestu. Sbaglia Di Gao, non si fa pregare due volte l'altro, il numero 10 Tidu, che supera Herbie nonostante il tocco dell'estremo difensore Manuel Herbie. Adesso Ezzi, la conclusione dalla distanza, una sassata clamorosa che prende il palo. Adesso De Murtas mantiene lui il posto palla, ancora De Murtas, c'è il pressing di Di Gao su Tidu.
palla che termina il fallo laterale, si sta riaprendo la sfida qui alla Paladante di Sestu per la seconda giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Adesso De Murtas, c'è il contatto con Digao. De Murtas già ammonito, rischia il secondo giallo anche lui, come in precedenza Neitz Ozian, che ha lasciato il campo per doppia ammonizione. Parte Luca Rugiu col sinistro, anche questa volta la mira non è delle migliori, palla che sorvola abbondantemente la traversa. Adesso pallone all'indietro verso Podda, riparte Cao, ancora Podda, Luca Rugiu, la conclusione ancora ribattuta dalla difesa, poi Lecca in due tempi su Cao, il secondo intervento, il primo su Dall'Onder. Palla in profondità, c'è l'anticipo ancora della difesa della Città di Sestu, palla in tribuna. Perdighe. Il pallone dentro ancora di Ezzi, ma sbagliato Ezzi, poi va a recuperare ancora il pallone, può servire il compagno di squadra, vale a dire il numero 2 Podda, poi c'è il fallo di Casu. Rischia grosso anche Angelo Casu, già ammonito. Calcio di punizione, Ezzi col sinistro, Fernando Dos Santos col destro, il tocco ancora per Ezzi di Fernando, conclusione ribattuta, questa volta non c'è il tocco, arriva il giallo per Fernando. A me da questa posizione non sembrava ci fosse stato il tocco, pensavo più ad una ammonizione per simulazione al numero 12 della Città di Sestu, invece arriva il giallo per un altro brasiliano, vale a dire Fernando Dos Santos della Leonardo. Ancora Città di Sestu in possesso palla, Corrego, Fernando risulta giocatore spagnolo ma di chiarissime origini brasiliane, dovrebbe essere addirittura in doppio passaporto. Ancora la conclusione di Rugiu, questa volta era sicuramente più bassa rispetto alle precedenti, ha colpito in pieno il diretto avversario. Casu, giro palla della Città di Sestu, ancora Cao per Rugiu all'indietro, c'è il movimento di Casu in profondità, c'è libero Rugiu, non si accorge dall'Onder, scarica questa volta verso Andrea Casu, l'imbucata questa volta di Casu, può ripartire così la Leo, il tocco di Capitan Perdighe, trova l'opposizione di dall'Onder.
poi sbaglia Casu, non riesce ad intervenire sul pallone Andrea Cau, palla che passa tra i piedi del Leo, fallo laterale già rimesso in gioco, ancora Fernando contro Dall'Onder, non è un ostacolo facile da superare Dall'Onder. Foriezzi, dentro di nuovo Marco Tidu. Laterale sprecato dalla Città di Sesto, si riparte 9:39 al termine dell'incontro, 4-2 il parziale. 3 falli commessi dalla formazione allenata da Mario Mura, 4 quelli commessi dalla Leonardo di mister Catta. Ancora Perdiche, Tidu, c'è l'imbucata di Tidu che passa tra le gambe di Angelo Casu, non riesce ad intervenire Fernando Dos Santos. Questa volta invece sì, controllato ancora da Ruggiu, c'è il raddoppio di Dall'Onder, ancora Fernando, ma Luca Ruggiu da terra, poi Perdiche, la conclusione, un po' di confusione, arriva la conclusione di Capitan Perdiche, ribattuta ancora in fallo laterale, già rimessa in gioco, Podda scarica su Tidu all'indietro, pressato da Cau, il controllo di Lecca, ancora Lecca, pallone però troppo lungo, direttamente tra le braccia dell'altro estremo difensore, vale a dire Emanuele Erbì. Adesso l'anticipo di Perdiche, il tocco per Dos Santos che si addormenta, c'è l'anticipo pulito e preciso come sempre di Ruffini. Adesso Cau, il tocco sotto di Cau dopo il gran gol messo a segno ad Ossi con una giocata simile. Ci ha riprovato oggi Andrea Cau, ma l'esito gli è andato effettivamente molto peggio. Ancora Perdiche all'indietro per Tidu, riceve Fernando, c'è l'intervento di testa ancora di Casu, poi Dall'Onder, Podda mantiene il posto palla, elude l'intervento di Casu, Perdiche ancora per Podda, poi Dall'Onder copre il pallone, non permette al numero 2 Podda di avvicinarsi alla sfera, poi la gioca in profondità, pallone che termina in rimessa dalla fondo, ancora Podda 1 contro 1 con Casu, Podda sino in fondo, la conclusione è ribattuta ancora da Manuel Erbì, l'ultimo tocco però è del numero 2 Podda. Adesso Tidu di testa, pallone rimesso in mezzo al campo, Podda, poi Tidu sbaglia il tocco, arriva l'intervento di Dall'Onder che colpisce in pieno volto Roberto Ezzi, il secondo portiere della Città di Sesto. Adesso Tidu riceve Bilaic, libero Fernando, palla dentro ancora per Perdiche, è troppo corta, Fernando ferma Ganzetti, poi adesso c'è l'intervento di Perdiche corpo a corpo con Perdiche, arriva il giallo sia per Perdiche che per Ganzetti. Si chiariscono Perdiche e Ganzetti. Per chi conosce Fabio Perdiche sa che non è un giocatore scorretto, anzi è sempre stato apprezzato anche per la sua correttezza. Si chiarisce subito con Ganzetti. Come detto in precedenza, questi sono tutti contatti, essendo uno sport fisico il calcio a 5 che ci stanno. Adesso la conclusione di Cau sull'uscita pressing da parte della Città di Sesto. Ganzetti porta fuori posizione Perdiche in un primo momento, che poi deve rincorrere anche Cau. La conclusione deviata ancora da Lecca. Adesso Ruffine, palla che passa davanti alla linea di porta. Se l'avesse toccata Lecca, con molta probabilità sarebbe terminata in porta. Adesso fallo laterale procurato da Bilai. Bilai gioca per Tidu, lancio lungo di Tidu nella zona di Fernando che cerca di metterla giù col petto. Il sombrero di Ruffine su Fernando.
ancora Ruffine, e arriva il tiro libero, momento di indecisione. Dentro dall'Onder, sesto fallo cumulativo per la Leonardo, ingenuità colossale di Fernando in pressing su Ruffine, non poteva andare da nessuna parte il capitano della Città di Sestu, lo ha pressato da dietro fino a quando il direttore di gara ha fischiato il calcio di punizione numero 6 di questo secondo tempo ai danni della Leonardo Cagliari. Dall'Onder contro Lecca, parte dall'Onder, la piazza, Lecca dice di no in spaccata a terra. La risposta di Davide Lecca alla conclusione con la sinistro del numero 12 del Città di Sestu. Fuori dall'Onder, dentro di nuovo Ganzetti. Adesso la conclusione dalla distanza di Ruggio, ancora Lecca, poi c'è l'intervento su Perdighe, c'è il fallo non fischiato a Perdighe, il giallo per Perdighe e il rosso. Doppio giallo per Perdighe. A un'ora di cronaca, un po' strano questo secondo giallo a Perdighe, perché il contatto c'è stato, poi puoi non fischiarlo ma addirittura ammonirlo per simulazione ci sembra un po' strano. Sette minuti 17 secondi. Sette minuti 17 secondi alla termine dell'incontro. Viene espulso anche mister Catta. Confusione totale adesso in campo. Allontanato il tecnico Luca Cata. Calcio di punizione già battuto dalla Città di Sestu, si riparte con l'inferiorità numerica da parte della Leonardo per il doppio giallo a Capitan Perdighe. Ancora Digao, giro palla sul secondo palo, il tocco di Lecca. Poco meno di 7 minuti alla conclusione, ancora Città di Sestu in superiorità numerica. Adesso l'errore ancora di Luca Ruggio sotto misura, pallone calciato con la sinistra, imbucato magistralmente ancora da Capitan Ruffine.
Adesso il lancio lungo, Fernando mantiene il possesso palla in mezzo a tutti i giocatori in movimento della città di Sestu. Adesso palla dentro per Tidu, di spalle Tidu, l'ultimo tocco poi è il suo in foro laterale. Ancora Digao, le finte, esce Tidu in pressing su Luca Ruggiu, Ruffine adesso dentro per il numero 92 Ganzetti, non riesce a trovare la chiusura sul secondo palo da parte di Luca Ruggiu. Ancora Tidu, pallone lungo, arriva Fernando, fermato dall'altro numero 11, vale a dire Eder Ruffine. Ancora pallone dietro, Lecca, Tidu di prima intenzione per Bilai, esce molto bene la Leonardo, c'è il fallo adesso di Digao, c'è il giallo anche per Digao. Sinceramente non ci è sembrata, penso di parlare anche a nome di Mattia Bullita qui al mio fianco, una partita da 6 cartellini gialli e 3 rossi, una partita molto corretta sino a questo momento, qualche contatto fisico ma niente di che. Ancora Ruggiu cerca il palo lungo ma ancora la mira del numero 17 della città di Sestu è sbagliata. Ancora Bilai, solleva la palla Bilai, poi calcia in profondità dove arriva Ruffine prima di Fernando. Ancora pallone giocato all'indietro da Ganzetti, può ripartire così il città di Sestu. Ancora Digao per Ganzetti, spara la porta Ganzetti, Lecca lo ferma 2 volte, può riuscire, palla al piede della Leo con Tidu. Ancora Tidu, si ferma Tidu, viene poi fermato, ancora Ganzetti, la conclusione e c'è il gol di Andrea Ganzetti proprio allo scadere dei 2 minuti. Fuori Bilai e Lecca, dentro Everton, entra De Murtas ed entra con la maglia numero 9 Everton come quinto uomo di movimento. (5-2) il risultato. Adesso Tidu sbaglia, porta sguarnita, Everton mette giù la sfera all'indietro, ancora verso Tidu. Ezzi per Fernando, riceve Everton, la finta Tidu, pallone messo in mezzo, Digao a porta vuota, calcia dalla distanza, la palla va verso la porta libera e c'è il 6° gol della città di Sestu in questo derby con il numero 20 Digao. Ancora Fernando, Everton, c'è il passaggio chiuso da Ganzetti, ancora rischia Tidu con il passaggio verso Everton, difende molto bene il città di Sestu. Fernando di prima intenzione per Everton, ancora Fernando, riceve dallo stesso Everton. Tidu, pallone messo all'indietro per Ezzi, doppia conclusione di Ezzi, si salva Ruffine e poi Ganzetti dalla distanza, ma c'è il recupero di Everton all'interno della propria area di rigore.
Tidu per Everton, pallone giocato dentro, De Murtas prova la conclusione, De Murtas deviata ancora da Ruffine in calcio d'angolo. Adesso Fernando, 3 minuti 40 secondi alla conclusione, Città di Sestu 6, Leonardo 2. Tidu, palla che arriva per De Murtas, poi la conclusione tentata, anzi fintata da Fernando, che poi si incarta, pallone che termina così in fallo laterale, fuori Everton, dentro Lecca, ancora Ruffine, il controllo di Cau, palla che arriva a Luca Ruggio, ancora Cau per Luca Ruggio, il tocco di Luca Ruggio, c'è l'opposizione ancora di Lecca che spedisce la palla in calcio d'angolo. Ruggio al volo con la sinistro, pallone sul fondo, fuori Lecca, dentro Everton, adesso De Murtas, il controllo di Ezzi, pallone ancora per De Murtas, ma farraginosa l'azione in posto palla della Leonardo. Adesso Tidu, c'è Fernando libero, ancora lo scambio tra Tidu e Fernando dalla parte opposta per Everton, palla in parallela verso De Murtas, mantiene in possesso di palla De Murtas, scarica ancora verso Everton. Everton per De Murtas, la conclusione, ma trova l'opposizione ancora di Capitan Ruffine. Adesso il pallonetto, Fernando mette giù la sfera, l'imbucata di Fernando, arriva a Ruffine, ancora Fernando col corpo. Adesso arriva il cambio, pallone giocato male, Fernando lo recupera, c'è il contatto con Cau, il fallo numero 5 fischiato ai danni del Città di Sestu. E 31 sul cronometro, ancora da giocare in questa ripresa, 6-2 il parziale per la formazione allenata da Mario Mura, formazione padrona di casa, ancora Podda, pallone messo dentro, non trova l'intervento di nessun giocatore della Leonardo, scivola via così in fallo laterale, ancora Tidu, la conclusione ribattuta ancora da Ruffine, ben appostato davanti a Manuel Erbi. Adesso Podda fa girare la sfera, Everton ancora per Podda, c'è libero Tidu, palla rimessa fuori verso Podda, c'è il pressing ancora di Andrea Cau, Podda libera ancora per Tidu, la conclusione però ribattuta poi Luca Ruggio, non c'è il fischio del direttore di gara, tutto regolare secondo il direttore di gara, anche questo abbastanza discutibile. Sicuramente non perfettissimi i due arbitri, ancora Ezzi, Podda, dietro c'è Everton che riceve di prima intenzione per De Murtas, palla dalla parte opposta di De Murtas che però sbaglia il tocco, fuori Everton, dentro Lecca, adesso pallone dentro verso Cau, c'è il controllo di Alessio Ezzi, palla che termina in fallo laterale, ancora Luca Ruggio che centra ancora lo stemma del Città di Sestu dietro la porta.
Ezzi dentro per De Murtas, giro palla ancora della Leo, fuori Lecca, dentro Everton, De Murtas ancora per Podda, si libera Podda, arriva Everton col destro, pallone sul fondo. Erbi con le mani, Casu fa girare verso Luca Rusu, pallone dentro per Cau, non può controllare Cau, arriva Everton, è lui che mantiene il posto palla, scarica per Marco Tidu, ancora Everton, giro palla ancora della Leonardo Cagliari, dentro per De Murtas, Everton, c'è il pressing di Digao, arriva Tidu, Ezzi spalla la porta, siamo entrati negli ultimi 60 secondi di questa sfida. De Murtas adesso di prima intenzione verso Ezzi, c'è l'intervento di Casu, mantiene il posto palla, ancora la formazione ospite della Leonardo, la conclusione, poi Erbi dalla distanza, c'è però l'intervento ancora di Everton in ripiegamento difensivo, adesso Podda ancora per Everton, Podda dentro c'è il tocco poi di Ezzi, pallone giocato in profondità, non ci può arrivare Andrea Cau, 20 secondi al termine, ancora Leonardo in posto palla, le finte di Podda, Everton mantiene il posto palla, poi Tidu, l'imbucata sul secondo palo verso De Murtas, pallone troppo lungo, Erbi Digao con l'esterno, arriva Tidu in anticipo, pallone dentro per Podda, le finte di Podda, Tidu il destro, conclusione deviata addirittura dal proprio compagno di squadra, vale a dire Michele Podda, palla che termina così sul fondo, 2 secondi al termine. Cau controlla il pallone, ma termina qui l'incontro tra il Città di Sestu e la Leonardo Cagliari con il risultato di 6-2 in favore della formazione padrona di casa allenata da Mario Mura. La sconfitta per gli uomini di Luca Cata ovviamente non è problematica, visto che siamo alla seconda giornata di campionato, ma naturalmente il mister deve cercare di mettere in carreggiata i propri giocatori per cercare di centrare la salvezza in questa stagione. Da Alessandro Carta, dal paladante di tutto, e da Mattia Bulita per la parte della telecronaca è tutto. Andrea Fairis per le immagini. Poi in settimana troverete tutti gli highlights, tutta la partita sempre su Directa Sport, ma anche su TCS. Buona serata. Cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.